In 3 minuti, la nazione siciliana, notiziario del 31 marzo 2025. Ucciso a pugni un padre di famiglia a Partinico. Un orribile episodio di violenza ieri a Partinico. Un ragazzino di 17 anni protesta contro una macchina che sfreccia a folle velocità nella strada dove abita. 2 fratelli scendono dalla macchina e iniziano a massacrare di botte il ragazzino. La madre, presente al fatto, disperata, chiama il marito che nel tentativo di sottrarre il figlio alle botte viene massacrato a morte. I 2 assassini si sono poi consegnati alla caserma dei carabinieri. Il siciliano diventi lingua ufficiale insieme all'italiano. Alcune centinaia di persone hanno manifestato ieri a Palermo nel corso della Semana do Siciliano, lanciata da alcune associazioni culturali sicilianiste, per chiedere il riconoscimento del siciliano come lingua co-ufficiale in Sicilia, allo stesso modo nel quale la lingua sarda è riconosciuta in Sardegna. La valorizzazione della lingua siciliana e il suo riconoscimento devono diventare obiettivo principale ed unanime anche delle istituzioni della regione siciliana. Musumeci invita a votare Militello come Borgo dei Borghi. Il ministro Nello Musumeci ha lanciato ieri un appello a tutti i siciliani affinché esprimano il loro voto sostenendo la candidatura di Militello in Val di Catania come Borgo dei Borghi. Militello, centro UNESCO e patrimonio dell'umanità per il barocco, è in gara per la Sicilia nella manifestazione della RAI, giunta alla 12ª edizione e vinta ben 4 volte da comuni siciliani, che mette in gara un borgo per ogni regione italiana. Calenda e le parole di troppo sullo statuto. Il leader di Azione, Carlo Calenda, recidivo, ha insultato con parole intollerabili lo statuto della regione siciliana, norma costituzionale. La Sicilia, ha detto, ha avuto la iattura di avere lo statuto speciale, quella roba va levata, ci vogliono i poteri sostitutivi. Solo l'ignoranza della storia siciliana consente a Calenda di dire una simile sciocchezza. Centrodestra diviso in 5 ex province su 6. Mancano 6 giorni alla presentazione delle candidature e il centrodestra è spaccato in 5 ex province sulle 6 che vanno al voto sul presidente. A Catania, Messina e Palermo il presidente è già il sindaco del capoluogo. Solo a Trapani il centrodestra ha raggiunto una posizione unitaria. Ad Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa invece la coalizione di maggioranza è divisa su 2 candidati contrapposti. I bronzi di Riace vengono da Siracusa. Davanti a una sala strapiena il dottor Anselmo Madeddu, presidente dell'Ordine dei Medici di Siracusa, ma al contempo riconosciuto studioso di storia e archeologia, ha presentato il suo libro Il mistero dei guerrieri di Riace, l'ipotesi siciliana, nel quale dimostra con 30 rigorose evidenze scientifiche e con un difficilmente confutabile studio di notissimi docenti universitari che i bronzi di Riace provengono da Siracusa. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.